Pista da bob di Cortina, prevista per le Olimpiadi del 2026, ma per cui non si è ancora spostato nemmeno un sasso. Pista difesa a spada tratta dai promotori dell'evento olimpico, ma avversata dagli ambientalisti e dalle forze politiche della sinistra. Nel progetto definitivo con cui la società Simico ha studiato le alternative, si dice che non può essere usata la pista di Innsbruck perché non ci sarebbero i tempi per il suo adeguamento. Invece, alla fine di agosto, in una conferenza stampa e anche in una lettera ufficiale, il sindaco di Innsbruck e il presidente della pista di Innsbruck hanno comunicato ufficialmente che la pista sarà adeguata in tempo utile per le Olimpiadi. Se fosse vero, non ci sarebbe nessuna esigenza di andare a spendere, si parla di 124 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto. Sono impianti ad elevatissimi costi e un elevato impatto ambientale che presentano anche notevoli criticità e costi nella futura gestione. L'argomento, delicatissimo, viene chiesto sia portato per un dibattito all'attenzione dell'Assemblea provinciale, anche perché le obiezioni a quanto ufficialmente programmato aumentano giorno dopo giorno. Peraltro non risponde nemmeno al vero che sia il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ad aver richiesto e voluto questo impianto. Al contrario, invece, il CIO fin dall'inizio ha sempre suggerito di avvalersi di un impianto esistente. Quello che perciò chiediamo alle autorità competenti italiane è di verificare al più presto e con urgenza, prima dell'eventuale affidamento dei lavori del nuovo impianto di Cortina, se davvero la pista di Innsbruck può essere disponibile in tempo utile per le Olimpiadi. Se lo fosse, quello che noi chiediamo in questo caso è di avvalersi di quell'impianto e di utilizzare tutte le risorse che si risparmieranno da questa operazione per interventi importanti per la qualità della vita dei residenti della provincia di Belluno.